Quarta corsa è una condizionata per discreti cavalli di 4 anni, sono 7 al via, 1 Artes MJ Andrea Baveresi, 2 Asia Alessandro Gocciadoro, 3 Arizona Jet Nando Pisacane, 4 Alba Chiara Deep Antonio Greppi, 5 Ademir Di Ruggi Lorenzo Baldi, 6 Ancora MP Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Avenula Varenne Antonio Di Nardo. Rinuncia al lancio Ancora MP. Parte piano anche Ademir Di Ruggi. Veloci Asia, Arizona Jet e Alba Chiara Dipa. Ci prova Antonio Greppi, però Asia con l'aiuto della curva gli rientra. Quindi Asia, partita molto svelta, al pari di Arizona Jet che serra subito sotto. Alla fine Alba Chiara Dipa, nonostante la partenza veloce, si trova di fuori scoperta. 14 secco i primi 200 metri. Serra sotto lungo la corda Artes MJ. Di fuori vediamo Ancora MP, poi Avenula Varenne e in coda Ademir Di Ruggi. 400 in 28,8 con Asia in vantaggio su Arizona Jet, di fuori scoperta Alba Chiara Dipa, pedinata da Ancora MP. Intanto arriviamo ai 600 in 44,4, si è fermato ma neanche più di tanto. Sempre in vantaggio Alessandro Gocciadoro con la fila di Muscle Hill. Si trascina Arizona Jet lì lungo la corda, di fuori nella posizione peggiore Alba Chiara Dipa. Giro in 59,2, 14,8 ancora qui davanti alle tribune. Cercano di muoversi dal fondo anche Ademir Di Ruggi e Avenula Varenne, ma il ritmo è ancora molto sollecito. Arriviamo al chilometro in 1,14,2, ora ha ceduto del tutto Alba Chiara Dipa. Quindi emerge terzo Artes MJ dietro le due femmine che sono in netto vantaggio, sempre Asia pedinata da Arizona Jet. Ci prova Ademir Di Ruggi lungo la retta di là, passata in 14,7 dalla battistrada, sempre Arizona Jet lì a pedinare la battistrada con Ademir Di Ruggi che ha un po' frenato lo spunto. Artes LJ sempre in terza posizione che filtra lungo la corda, ultima curva passata in 14,8, retta d'arrivo, Asia cerca di staccarsi da Arizona Jet, ultimi 100 metri, Asia viene a vincere molto bene davanti a una comunque valida Arizona Jet, al terzo Artes MJ su Ancora MP. 28,6 a chiudere, 13,8 la retta d'arrivo per Asia, rivista in bellissimo assetto oggi, allieva di Alessandro Gocciadoro per la scuderia Sant'Andrea. Viene a vincere molto bene la figlia di Mascolile Helvetia, da favorita alla quota di 1,36.